Ave o pubblico? Sarò breve ragazzo perché dopo vado a lavorare. Come tu ben sai, solitamente dico di no ai prodotti da recensire, tranne a quelli che mi interessano, possono interessare o comunque mi tornano utili per il mio tornaconto personale. Beata sincerità. Tra le aziende che mi hanno contattato in questo periodo c'è Temu, credo che ormai tutti la conoscono, è un'azienda cinese che vende cinesate a basso prezzo, no? Ok, stringi che so piano lavori da fare. E in sostanza mi hanno fatto scegliere tra un tot di prodotti decisi da loro, e poi ho anche dovuto rifare la scelta, mi ha fatto anche girare le balle sta roba qua, perché hanno detto no, non vanno bene quelli che hai scelto. Cazzo, dimmelo tu, allora cosa vuoi, cosa vuoi mandarmi? Vabbè, ci sono perso 2 ore del mio tempo per sta roba qua, ma non è quello che io ti volevo far vedere. Quello che ci terrei a trasmettere al pubblico, forse questo non l'ha mai fatto nessuno su YouTube, è come uno youtuber dovrebbe lavorare, come dovrebbe fare le recensioni. Allora, cosa succede? Ti contattano queste aziende, ti mandano un'email: guarda, io sono Ciccio Pasticcio, produco questa roba qua, sei interessato a fare la recensione? E tu ti dirai: madonna, ma come mai tutte queste aziende si affidano agli influencer, che anche lì dopo sarebbe da parlarne sul significato di influencer? E come mai c'è sto boom? Sto boom, ragazzo, è semplice, io te lo stringo tantissimo, e queste sono le parole di un pubblicitario. Allora, per fare un video pubblicitario occorrono tanti soldini, sia per chi ti dedica il tempo per girare il video, sia per il montaggio, in più anche per acquistare il pacchetto visibilità, ok? Nel caso degli influencer, degli youtuberi, ok, questo pacchetto visibilità già esiste, ok? È stato quello il gioco degli youtuber, no? E delle aziende che danno i prodotti agli youtuber, e quindi è a costo zero, ok? Dopodiché tanti youtuber, e l'ho provata anch'io sta roba, perché insomma ho peccato anch'io in passato, si sentono fighi quando si vedono regalare le robe, ma in realtà le aziende si sfregano le mani, dicono: ah, va sti pirla, lavorano per me gratis in cambio di 2 cazzate che a me non costano niente perché le produco io, quindi al prezzo di costo sta roba non mi costano assolutamente niente. Allorché lo youtuber di turno gli dice: ah sì dai, manda, ti faccio il video, ci impiega una giornata di lavoro per leggere, fare le riprese fatte bene, eccetera eccetera, tutto per cosa? Per una roba che vale sì, no, magari 20 euro, perché quello è il costo di fabbrica che è costato a loro. Ma vabbè, non scendiamo in questi inutili dettagli. Lo step successivo: queste aziende, visto la gran mole di risposte positive da parte degli youtuberi, si sentono in qualche modo non più riconoscenti di avere questo servizio gratis, ok? Ma iniziano anche a pretendere. Allora, iniziano a pretendere tantissimo sulle tempistiche, su come vogliono il video, eccetera 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 eccetera. Capisci perché io non vorrei mai fare l'influencer, ma neanche per 1 milione di euro al mese, porca miseria, sto ben puareto a fare quel cazzo che voglio. Te spiego. Mi sono arrivate anche le istruzioni. Allora, guarda, adesso prendiamo Temu, ma sono tutti uguali, non è che stiamo criticando Temu, stiamo vedendo Temu, sono tutti uguali, ok? Ok, il tuo pacco è stato consegnato, questo è il tuo codice esclusivo per lo sconto, questo è il link per lo sconto, i video devono essere approvati in anticipo prima di essere pubblicati, altrimenti non possiamo pagarti. Ecco, sì. Nel caso di Temu ti danno anche la mancetta, un 200 euro in più. Io sinceramente dei 200 euro mi ci pulisco il culo, preferisco fare le cose a modo mio. Attenzione, non mi ci pulisco il culo nel senso che sono strapieno di soldi e quei 200 euro per me non sono niente, no. Questo per me è infinitamente più importante, è infinitamente più valore la mia dignità, la mia libertà, del fatto di sottostare alle regole di qualcuno per 200 euro. Quindi il video lo farò a modo mio come sempre. Requisiti per le riprese video: tema video, unboxing, fermo subito, fermo una roba a volta.
non giro neanche a telecamera perché sono di fretta, ti ripeto, go da lavorare. Però siccome questa cosa è interessante, volevo farla da un po', ho accettato, ok? Ho accettato nel senso che ho dovuto prendere un po' di cinesate, di cazzate che alla fine neanche mi servono, ok? Era più l'esperimento di provare a vedere come funzionava il sistema. Le tempistiche di consegna sono un po' più lunghe di Amazon e questo è l'unboxing. Uno, sì, è loro anche questo, sono arrivati in 2 spedizioni. Unboxing e test dei prodotti in scenario d'uso reali, ma non ho una settimana di tempo, che 10 minuti anche veloci di fretta e furia, oltre a farti vedere lo scenario di come funzionano in realtà gli unboxing, le pubblicità, le recensioni da parte degli youtuber. Sono comunque in qualche modo da Veneto grato, per quanto l'affare lo facciano loro, ma sono comunque grato di aver ricevuto queste cose pressoché inutili, perché me le hanno fatte praticamente scegliere loro, ripeto, e pertanto le mostriamo. Quello sì, un ombrello, qualità supermercato, l'ennesimo zainetto, qualità media, devo dire, sì, non è una cinesata, sto vedendo le cerniere e tutto quanto. Simpatiche le buste delle cuffiette per Alessia, qualità decisamente scarsissima, si sente il metallo nelle orecchie, questa cosa che non so cos'è, non ricordo che cazzo è sta roba. Ah sì, una macchinetta per fare i tortelloni, là sai, le crepette. Ripeto, su Temu ci sono anche tante cose interessanti, ma siccome inspiegabilmente mi hanno fatto scegliere solo un tot di range di prodotti, ovviamente io ora sono insoddisfatto e sono quasi tutte robe che ho preso per regalare in giro. Sti ciappini catarifrangenti che regalerò a Giacomo per la bici. Questa sorta di adesivo in gomma pieghevole dovrebbe servire per sai i bordi tipo del water eccetera. Ho poca fiducia, però lo proveremo nelle prossime puntate. Questo sì è una cosa che se funziona mi è utile per il camper. Questo è molto bello, questa targhettina da appendere alla valigia, qualità medio bassa, più bassa che medio. Fazzoletto di quelli da collo, sai, proteggi vento per andare in bici o in moto, molto carino, qualità estremamente bassa. Uno di questi ciappini che iniziano ad andare di moda sono quelli dove puoi mettere i canevacci dentro, si no sono i fiarghe e altro che te fa male, solo i canevacci qua dentro. Questo passamontagna sa tantissimo da petrolio, è una cosa incredibile. Un altro paracollo, sono molto carini ma la qualità è veramente bassa, ragazzi. In più guarda, non hanno neanche i bordi, cioè questi si mangiano i bordi in niente. Però sono tutte cose che costano pochi centesimi, è quello il punto chiave, il punto forte di Temu. Può andare bene per fare regalini simpatici, sai, quando sei obbligato ad andare tipo ai compleanni o fare quelle cazzatine là. Cioè, anche a sti calzetti, scusa, qualità medio meno. Un altro passamontagna da moto, ma questo sì mi era utile, ma sa da petrolio in una maniera incredibile, è tutto tessuto sintetico, credo che d'estate morirai dal caldo. Poi c'è questo set di accessori, manicure eccetera, qualità scarsa. Ricordati ragazzo, questo vale per tutto nel commercio, è che nessuno ti regala niente per niente, ricordati sempre questa formula. Altri 4 paia di calzini, ma infestato il camper sta roba. Un tappetino per entrare in doccia. Aspetta che continuo a leggere anche le istruzioni, perché quello che interessava a te è come lo youtuber deve fare un video. E unboxing e test dei prodotti in scenari d'uso reali. E beh, se è reale, sto camper se è reale, tocca, senti tu e mostra i tuoi sentimenti. Ok, sono abbastanza tipo frustrato, in ansia prestazionale, a dover fare tante cose, mostrare tante cose, apparire simpatico, apparire convincente, capisci? Questo è lo stato d'animo dello youtuber quando fa le recensioni. Questo è un capottino per la bici, direi che qualità usa e getta. Lo spruzzino dove mettere l'olio per la friggitrice ad aria che ho regalato ad Alessia, qualità medio bassa, non dico bassa perché il contenitore è in vetro. Che è sta roba? Un altro, mamma mia, sanno tantissimo da petrolio, muoio. Ma come fanno
a fare il pile dentro al petrolio. Oh, porco cane, lo lavano col petrolio la roba. Un altro uguale ma di colore rosso. Nel frattempo così lo youtubero si mangia una giornata. Una giornata per cosa? Per niente. Se lo youtubero investisse il tempo, le energie, le conoscenze di questa giornata a fare altri lavori, si impegnasse a trovare altri lavori, a creare il suo mondo professionale, a migliorare le sue capacità, guadagnerebbe molto di più, tanti soldini. È che l'italiano medio, ci sono passato anch'io, probabilmente lo sono stato anch'io qualche volta, è attratto dalla vita facile, dai guadagni facili. Per quello adesso stanno prosperando tutti questi guru della finanza e criptovalute eccetera, perché sanno che c'è un terreno più che fertile di gente che vuole tutto subito, tutto facile eccetera eccetera, hai capito? C'è una sorta di deficit dell'attenzione ripercorso anche in tanti altri ambiti della psiche. Qua un altro cappuccio. Si prega di mostrare il prezzo o lo screenshot del prodotto sullo schermo mentre si presentano gli articoli. Cioè io per ogni articolo che ti mostro dovrei andare nel sito, cercarlo, inquadrarti, mostrarti lo screenshot. Andate a lavorare ragazzi, che è meglio, prendete molti più soldi facendo molta meno fatica. Forse è facendo così che il mio pubblico può iniziare a capire quando Singano, il perché Singano dice sempre che fare lo youtuber sarebbe l'ultimo dei lavori che lui vuol fare. E questo è niente, qua stiamo solo parlando dei prodotti a recensire, c'è ben peggio sotto. Questa dovrebbe essere una sigillatrice che va a batterie, qualità visibile, livello ovetto Kinder. Dei collari luminosi per il CP, rosa e verde per un CP sempre hardcore. Io penso anche che ha varie illuminazioni, penso anche Poretti, a tutta quella gente che lavora in fabbrica, che è costretta a produrre come fosse nati tutte queste cose. Mamma mia. Un altro kit per la cura delle unghie ma in versione mini. Qualità apparentemente disastrosa, in realtà funziona, cioè nel senso è tutto affilato molto bene. Questa la consiglio, costa tipo meno di €1, una roba del genere, vatela a vedere. Vedi, se mi avessero lasciato scegliere veramente gli articoli che volevo, te ne trovavo io di robe interessanti. Questo è un tappo per le lattine quelle moderne, se quelle più strette, tipo Red Bull, per intenderci. Cosa con la ghiera addirittura, cosa secondo me utilissima soprattutto in camper dove sei in movimento, solo che qualità estremamente bassa, cioè proprio livello stampante 3D presa al supermercato. Questo pennarello bianco che proverò più avanti per fare dei ritocchi al bagno dove è saltata la vernice. Due di questi credo portapentole con ventosa. Invito all'azione, primi 3 minuti del video. Ti invito a fare azione, ti invito a farti una corsetta in bicicletta o a piedi in giro casa in pai campi, che te fa bene, sei tutta salute. Scarica l'app Temu attraverso il mio link qui sotto per ottenere un bundle di €100 gratis, oppure cerca il mio codice nella barra di ricerca Temu per richiederlo. Prova a vedere. Dovrete includere nel video i sottotitoli che mostrano i nostri sconti e il nostro code. I sottotitoli possono essere posizionati al centro o alla fine del video e mantenuti per 5 secondi. Te li metto in descrizione sotto. Qui c'è un cavo con le punte calamitate, vedi che stacchi e riattacchi. L'idea può sembrare anche buona, solo che le punte le perdi. Ci volevano probabilmente più intelligente quello con tre terminali direttamente invece che cambiare punte, non ha senso. Un altro ciapino, squasse, una striscia LED USB. Le adoro quelle in USB perché sono comodissime, addirittura puoi anche attaccartela a un power bank, non ti consuma niente. Questa cosa è a 80.000 metri, funziona, pochi. Aspetta che il cane ha scorreggiato. Un'altra macchinetta per sigillare livello ovetto Kinder, dei cestellini di carta per la friggitrice ad aria. Vedi, adesso lo youtuber già inizia a essere appesantito, cioè inizia già a rompersi il cazzo, perché recitare, indossare una maschera per troppo tempo è una cosa pesantina, hai capito? Per questo sono molto felice di averti fatto questo video per
farti capire cosa realmente c'è dentro al mondo degli youtuberi e a cosa prova uno youtuber, hai capito, quando fa queste cose, o meglio quando fa queste cose dopo un tot di tempo, perché magari se le prime volte può essere tutto bello, tutto figo, ma dopo insomma diventa pesantino e per nulla remunerativo, a meno che non te sia un Ferragnez, allora là sì, insomma, ecco, te spari comunque tomonae e guadagni tantissimi soldi. Che carina questa micro, cosa vai con le batterie da orologio? Poi ogni youtuber fa storia a sé, io ti dico mi sto già innervosendo della situazione, invece no, boh, è finito tutto, perfetto, meno male, è finito, benvenuto nel mondo degli youtuberi. Ah, aspetta, dimenticavo, ora nella copertina del video avrei dovuto fare un'espressione tipo così come fanno tutti gli youtuber. Hai mai notato che quasi tutte le copertine degli youtuber, quando parlano di qualcosa, c'è la parola tour che va di moda, lo usano tutti, la parola tour, la nave tour, il camper tour, il van tour, tutto tour, e sta faccia sempre tutti scandalizzati, o tutti che utilizzano parole come scioccante, pazzesco, incredibile, e ti assicuro che c'è molto disagio sotto tutto questo. Benvenuto nel falso mondo di YouTube. Figo sto popolino, conciato come un divo persino nel condominio, bocciato dal ragazzino perché primo degli asini, sbuca dal figo e buca l'auto di Picco de Paperi, sora fa il superiore con licenza media, fissato per la moneta come la strega meglio, e una pacchia vera, vol tutti alla galera, ma nella vita ce l'ha più di una macchia nera. Polizia e auto da tuffare con fare astuto, in giro con il collare che pare il cane punto, sta lì a denunciare le consulte dei massoni, ma poi si fa annullare le multe da basettoni. Con noi è moralista puritano bacchettone, ma si filma mentre scopa con tuniche da stregone, e un guastone che ride si fa score, ha la faccia da culo, non il culo di Gastone. Quanto è figo sto popolino, quanto è figo sto popolino, quanto è figo sto popolino. A divertire tutti, dal più grande al più piccino. Quanto è figo sto popolino, quanto è figo sto popolino, quanto è figo sto popolino. A divertire tutti, dal più grande al più piccino. Donne, donne, è arrivato Popolino. Si blinda in casa con le porte ben chiuse, spara a vista come fosse un Mac user, non ha gamba di legno ma la faccia quando vuole che ci si faccia giustizia con i caccia e i tweezer, detesta i benestanti specie se fanno i rocker, ma quando vota la sua croce va a Rockerdack, sogna cavalli rampanti di Ferrari che fanno a razzo ma guida Ferrari ed è il cavallo razio, ha voglia della topa, le dà noia e la tedia, odia i maschi con la gonna, odia eta beta, la mano stretta dell'ispettore manetta, ma chiede aiuto alla feccia quando si trova in maretta. Amicizia ovunque anche nei tronchi di chip e chop, amicizia ovunque chiama le tronca per qui pro quo, perché lui s'attacca a tutto come fa un polpo vivo e te lo mette dove sa un porno divo. Quanto è figo sto popolino, quanto è figo sto popolino, quanto è figo sto popolino. A divertire tutti, dal più grande al più piccino. Quanto è figo sto popolino, quanto è figo
Nelle scuole, nei locali, nei commenti su YouTube, puntini puntini, lol. Raga, lasciate perdere sto comunista di merda e date un'occhiata a questo link www.staperarrivarelafinedelmondo.com. Commento segnalato come spam. Mostra.